Galata, capitolo 1. Indirizzo e saluto. Io, Paolo, apostolo di Cristo, scrivo a tutte le chiese che stanno in da Galazia e a ogni che si saluta mia, pure saluto a tutte le frate che stanno insieme conmigo. Dio, o Padre nostro e Gesù Cristo, o Signore nostro, vi potesse regnare ogni razia e tutta la pace. Io non sono diventato apostolo perché l'hanno voluto l'uomo, e manca per volere nome solo, perché questa missione mi è stata data a Gesù Cristo e rubata suo, che ha fatto risorgere Gesù a rinde morte. Gesù Cristo, è chi che ha sacrificato la vita sua per ci liberare a rinde peccato nostro e per scippare a rinde a questo mondo che ne infamità, perché così ha voluto Dio, che è il Padre nostro. Nanza a Dio potesse stare per sempre tutta la rolia nostra. Amen. O rimprovero. La meraviglia è voi, Dio ha chiamata, avete tutta la razia sua, che è stata data a voi per mezzo di Cristo. E voi a così impresso avete avuto le spalle vostre a essa per vi mettere a sentire il Vangelo. La verità è che non c'è un Vangelo solo, non esiste un Vangelo, esistono invece solo certe che vi stanno facendo affuscare il cervello, perché tutti questi vogliono far cagnare che il Vangelo è Gesù Cristo. Potesse essere maledetto quello che vi facesse conoscere una via di salvezza reversa a quello che vi ho fatto conoscere io. Pure se fossi stesso, fosse un angelo sceso a cielo. Sì, la giritta e mo vorrei per la seconda volta. Quello che avesse predicato il Vangelo diverso, a quello che avete avuto a me, fosse maledetto. Io favore l'uomo, o quello è Dio, che va casciando. Sto cercando forza di piacere all'uomo. Se cercasse di piacere all'uomo, io non potrei essere più uno che serve a Cristo. O Vangelo di Paolo viene a Dio. Voglio far sapere, frate mio, che il Vangelo che sto predicando non viene all'uomo. Nessun uomo me l'ha dato o me l'ha fatto imparare, ma è stato invece consegnato a Gesù Cristo. Voi avete certamente inteso come mi comportavo prima, quando stavo ancora in la religione dell'ebrea. Tanto mi mettete qui contro a tutta la Chiesa di Dio e cercavo di far smantellare con tutte le forze mie. A passando in quella religione la maggior parte e tutta la gente che aveva la stessa età mia e apparteneva a quella città. Tenevo quasi una fissazione quando si trattava di mettere in pratica tutta la usanza dei padri nostri. Dio invece aveva fissato e mi fa conoscere i figli suoi, perché io potessi far conoscere a tutte le pavane. Rinda tutto l'amore suo, ancora prima che mi facesse nascere, mi aveva destinato a questa missione e poi mi chiamai. Tanto non dimandai consigli a nessuno, non mi niente manca a Gerusalemme, innanzi a tutti quelli che erano stati apostoli prima di me. Volete invece partì subito per l'Arabia. Poi tornai un'altra volta in città di Damasco. Solo dopo 3 anni me ne jette a Gerusalemme per conoscere a Cefa. E rimanete vicino a essa per una quindicina di giorni. E non vedete nessuno tutta l'apostola, a fuori a Giacomo, fratello del Signore. Io non vi sto contando una fesseria. E Dio sa che quello che vi sto scrivendo è tutto vero. Poi veniva 30 terra da Siria e da Cilicia e chiesa da Giudea, non mi conoscevano le persone. Loro avevano solo sentito dicere che l'utale che una volta stava contro noi, ma sta facendo spannere la fede nostra, quando prima voleva distruggere sana sana. E a così, per mezza mia, regnevano rolia a Dio.